La parola a Filippo Privitera. Buongiorno Assemblea. Prima di iniziare il mio intervento mi sembrava doveroso, perché sta passando un'immagine di noi giovani che non sanno sbottonare le maniche, e quindi dare prima un ringraziamento a chi si sta occupando, quei giovani che si occupano del servizio d'ordine, le hostess, gli steward, che anche quelli sono giovani, non sono solo quelli, ma sono anche quelli. Sono stati trattati tanti temi, sicuramente dalla società, anche di partito. Il mio intervento di oggi vuole interessarsi a ricordare, come ha fatto in apertura il senatore, l'anima di quel movimento del 2005 che nasce da quella voglia di riscatto che abbiamo noi siciliani iniziato a mettere fuori per tutelare la nostra terra e affermare quell'identità e quella prospettiva che possa valorizzare le risorse e le qualità della nostra Sicilia. Se poi è altrettanto vero che il nostro Presidente, che è alla guida della Regione siciliana, oggi rappresenti la vera svolta, il primo passo di un rinnovamento dimostrato nelle scelte importanti affrontate nei temi salienti quali rifiuti, sanità, energia ed enti locali, allora è la politica regionale vecchia che si muove contro di noi. Ma se è vero tutto quello che ho detto in premessa, è altrettanto vero che l'attività parlamentare, il governo regionale, magari qualche amministratore locale, purtroppo siamo portati ad esserci distolti da quella che è la maturazione del movimento che nasce insieme a noi. Dobbiamo organizzarlo e per questo abbiamo perso troppo tempo a pensare come organizzarlo, se organizzarlo in un modo piuttosto che in un altro, ma piuttosto dobbiamo farlo. Oggi è improrogabile farlo perché possa avere una prospettiva di grande governo per la nostra terra. Naturalmente un movimento che da domani, come già da oggi, però più domani, sappia essere al passo con i tempi e che eviti di essere vittima insieme a quel sistema che la società posteggia con una disaffezione verso non la politica, ma quella politica vecchia, come ci è stato accennato. Un movimento che, come sicuramente ci dirà il nostro Presidente, sappia valorizzare militanza e meritocrazia. Naturalmente quel partito che veda i giovani militanti che sappiano essere bravi a trovare la guida per il futuro della Sicilia. Naturalmente però non un partito senza regole stringenti, che non consentano più a nessuno di cavalcarlo nel momento in cui conviene e abbandonarlo quando non serve più, perché è spesso insopportabile vedere dalla stampa, senza un confronto all'interno, che adesioni, fuoriuscite, ora anche autosospensioni, avvengano senza un confronto e senza che a volte venga un attimo che completo, avvenga senza il confronto all'interno del movimento stesso. Quindi sono fiducioso, siamo fiduciosi giovani, perché siamo sicuri che la Sicilia che noi amiamo potrà essere governata, amministrata da un movimento come il nostro, solo il nostro.